Nota stampa dell'onorevole Carmelo Paci della Democrazia Cristiana per affermare come apprendiamo con sbigottimento quanto accaduto in relazione alla determinazione del sindaco di Canicattì di sollevare dall'incarico l'assessore comunale Gioacchino Asti, espressione in giunta del nostro partito. Ritenuto che tale scelta risulta incomprensibile e priva di plauso fondamento, appare ormai cronaca la schizofrenia politica di un sindaco sempre più assoggettato al suo padrone politico, in quanto tale dedito a favorire e assecondare ogni rendiconto o desiderio di chi timoroso, postulante e preoccupato dell'avanzata del partito della Democrazia Cristiana cerca erroneamente di porre dei freni e dei limiti all'opzione libera e democratica dei cittadini e dei consiglieri comunali che scelgono di stare in un partito aperto e pluralista. Questo quanto dichiarato dai consiglieri comunali della Democrazia Cristiana Giuseppe Alaimo, Carmelo Ferraro, Gioacchino La Greca, Mimmo Licata e Giuseppe Lo Giudice. Fa specie pensare, continuano, che il sindaco del comune di Canicattì, anziché occuparsi dei problemi del territorio, si preoccupi su un mandato altrui della possibile adesione di altri consiglieri comunali al partito della Democrazia Cristiana e di argomenti che riguardano primariamente il Consiglio Comunale di Canicattì, le commissioni consigliari permanenti, per i quali, come in ogni occasione precedente, ogni sua ingerenza è sempre stata un abbaglio per l'amministrazione comunale, costantemente costretta all'incapacità di scelte sagge e poco utile alla città e al buon andamento dei rapporti istituzionali tra vari organi dell'ente. Non volendoci piegare, affermano i consiglieri comunali della DC di Canicattì, ai voleri del sindaco Corbo, di chi lo manovra, ringraziamo l'ex assessore Assi per l'encomiabile lavoro svolto al servizio della nostra comunità, prendendo atto che tale decisione ci pone sin da subito all'opposizione di questa amministrazione comunale, lavorando con determinazione e lungimiranza ad un coinvolgimento della classe migliore della nostra città per la costruzione di un progetto amministrativo alternativo serio, degno della storia